Cari telespettatori, come ogni venerdì ben ritornati in compagnia dello CGIL del Veneto, ben ritornata qui con noi Rita Turati, segretaria generale, grazie di essere qui con noi, Daniele Tronco, segretario organizzativo regionale, ben arrivato anche a lei. Allora ci sono tante carni al fuoco, diciamo. Io un po' prima vorrei fare con Rita Turati e anche Daniele Tronco un bilancio di quelle che sono state la recente manifestazione importante organizzata dal sindacato a livello unitario, perché sembra, visto che Renzi si è pronunciato, che abbia sortito qualche effetto. Poi ci sarà la prossima il 19 maggio, molto importante, sempre questa aperta a tutti, questo rispondiamo così ufficialmente coloro che ci hanno scritto e che verranno comunque contattati dalle segreterie degli ISP, abbiamo trasmesso i vostri numeri a chi lascia il numero e quindi arriviamo un po' a fare il punto della situazione. Ecco. Sì, allora noi abbiamo ripreso la mobilitazione unitaria sul tema della previdenza e questo è un fatto importante, non era per niente scontato perché insomma è noto a tutti le difficoltà anche a riprendere su temi insomma, che erano sentiti dai lavoratori e dai pensionati ma insomma su cui c'erano anche delle differenze. C'è stato quindi uno sforzo significativo e abbiamo messo in piedi una piattaforma unitaria su cui abbiamo incominciato dal dicembre scorso a fare anche delle assemblee fra i cittadini, i nostri iscritti e così via, che hanno avuto un esito importante e che hanno consentito di avere una prima reazione di piazza il 2 di aprile scorso. Che è andata bene, noi l'abbiamo fatta a livello regionale, è venuta la Camusso a chiuderla, è stata una manifestazione unitaria che ha riempito Campo Santa Margherita a Mestre e abbiamo detto da quel palco unitariamente che non si sarebbe chiusa lì, perché questa era anche la preoccupazione per molti, la sollecitazione che c'era venuta dalle assemblee. Infatti è andata così, i sindacati dei pensionati contestualmente a quell'occasione hanno dichiarato che il 19 maggio, cioè la settimana prossima, faranno una manifestazione unitaria a Roma, in Piazza del Popolo, che è una piazza significativa e grande. E poi finalmente Roma proprio direttamente. E poi a Roma, perché piano piano dalle assemblee territoriali fino alle manifestazioni regionali si arriva alla manifestazione di piazza, io a Roma, e penso quindi che questa mobilitazione, questa pressione che è venuta dal Passo abbia in un qualche modo convinto anche Renzi, se è vero, perché siamo solo agli annunci al momento, ad aprire un tavolo. Diciamo che adesso siamo all'annuncio anche di Padovan che insomma è un po' più serio, nel senso che quando ci dice che ci possono essere anche le condizioni economiche per aprire, rispetto al tema dell'intervento necessario sul sistema previdenziale, insomma, ci si crede un po' di più. È vero però, e quindi noi siamo molto attenti, vigileremo, siamo stufi degli annunci, è vero però che siamo alla vigilia di un'importante campagna elettorale per il rinnovo di sindaci significativi come Roma, Milano, insomma Napoli. E quindi quanto è annuncio, quanto è verità? Noi appunto non ci fermiamo semplicemente di fronte agli annunci, quindi stiamo organizzando bene e c'è una bella affluenza, non stiamo facendo fatica per niente ad organizzare i pullman dal Veneto per il 19 e staremo a vedere. L'ultima cosa che dico, sempre per fare il bilancio, è che già unitariamente il sindacato dei pensionati, ma anche a livello nazionale, ma anche le tre confederazioni hanno annunciato dalla piazza del 1° maggio che se non si apre davvero il tavolo di confronto, e cioè se queste minime risorse che ci sono a disposizione non vengono concordate con le parti sociali, noi proseguiremo nella mobilitazione e nella lotta. Ecco, come diceva la segretaria, ci sono tanti punti e tanti aspetti che necessitano un dialogo col governo a questo punto, cioè non si può, sarà questa manifestazione, poi potrebbero essercene altre, comunque alla fine i cittadini hanno bisogno di risposte perché i segnali sono inequivocabili, no? Allora, per analizzare i vari aspetti che voi volete affrontare. Allora, ritorniamo su questo, su cui ci hanno scritto diversi telespettatori, reversibilità. Io le faccio la domanda, che poi è girata anche a Rita Turati, relativamente a una mail che ci ha scritto una telespettatrice che ha detto però di fatto il testo non è stato modificato e noi dobbiamo ancora aver paura. Che cosa rispondete? No, allora, diciamo che qui c'è stata un po' una situazione molto ambigua da parte del governo.
perché un primo momento in commissione il testo c'era ed era stato, poi è stato negato che ci fosse, alla fine sono uscite delle dichiarazioni e sembra che questo testo sia stato effettivamente modificato, quello della commissione. In realtà il tema è che si pensa di fare un'operazione ancora una volta di trovare risorse dalla previdenza per destinarle ad altre voci. Però tenere tutto sulle voci cittadine, ma cittadine, questo che era un comitato di cittadini, crea un allarme sociale molto forte. Cioè, noi il termometro ce l'abbiamo avuto il 2 di aprile con la partecipazione alla manifestazione di Venezia. Ricordiamoci che è una manifestazione che ha avuto un tasso di partecipazione molto alto, anche se non era una bellissima giornata, anzi era una giornata un po' complicata dal punto di vista meteorologico. Abbiamo l'altro segnale che è la partecipazione, le prenotazioni che abbiamo alla manifestazione del 19, perché noi dello SPI porteremo a Roma più di 1500 persone, che non è uno scherzo dal punto di vista logistico e anche diciamo dell'impegno organizzativo. Dal Veneto? Più di 30 pullman, ma complessivamente le tre organizzazioni arriveremo attorno ai 45-50 pullman che dal Veneto partiranno per Roma, ed è un impegno notevole, ma che testimonia soprattutto la grande, diciamo, richiesta di partecipazione della gente in questa discussione, che non è un dato scontato, no? Cioè, il fatto che ci siano così tante persone, tenete presente che poi noi abbiamo anche un problema di portarle a Roma, di governare, c'è anche un problema di costi su queste problematiche qua, però c'è una grande spinta da parte della gente, c'è l'insoddisfazione e questo, diciamo, incertezza dell'annuncio, perché l'idea degli annunci è un'idea che può funzionare fino a un certo punto, perché poi una volta che l'annuncio poi non è seguito se tu dici che intervieni sul sistema previdenziale e dici che intervieni per tagliare le pensioni di reversibilità, cosa che bisogna ricordare è già stato fatto nel passato, perché già si è intervenuto su questa, e poi crei nelle persone diciamo una situazione che anche di un certo tipo, insomma, cioè, quindi siamo in una fase, ecco, sono arrabbiate, ecco, no? Diciamo, e abbiamo anche tante altre questioni che stanno dentro la manifestazione ma infatti, del 19. Io voglio affrontarne una alla volta, perché altrimenti si genera confusione in chi ci ascolta. La prima era questa, il discorso reversibilità, ed era legata anche delle domande dei nostri telespettatori che ci sono arrivati, e quindi adesso ne arriva un altro, adesso così lo leggiamo subito. Ditemi se sbaglio, Renzi vorrebbe tanto trovare soluzione per pensioni, ma non ci sono fondi. Alle associazioni che accolgono immigrati danno cada uno 35 euro al giorno, ma come hanno fatto a trovare i fondi per loro? Straccio passaporto, mi imbarco e divento immigrato, quando vogliono i fondi si trovano. Sì. Diciamo che su questo hanno ragione, cioè i soldi ci sono, è un problema di scelte, perché nel momento in cui io continuo a spendere miliardi e miliardi da dare, che va bene per certi versi, da dare alle imprese, per la detassazione nelle assunzioni di giovani, come è stato fatto con la legge di stabilità di quest'anno, senza finalizzarli però, no? Che tipo di assunzioni fai? Dai stabilità, non la dai? No. Ecco, si buttano, e abbiamo visto che appunto i numeri non corrispondono agli annunci che avevano fatto, e non trovi 6-7 miliardi che potrebbe essere il costo che serve, diciamo, per intervenire, per dare maggiore flessibilità al sistema previdenziale, e giustamente la gente si interroga e si arrabbia, no? Per cui
I soldi ci sono, si tratta di capire come tu li vuoi usare. Questo governo fino ad ora, e spero appunto che cambi con gli annunci di oggi, di questi giorni, ha scelto di dare alle imprese, ma non alle imprese che investono, insisto, non alle imprese buone che investono sul territorio, alle imprese a pioggia, per cui le hanno avute quelle buone e quelle che investono in carta. Questo è il dramma di questo Paese ed è intervenuto ancora molto poco invece sul tema della corruzione e dell'evasione. Detto tutto ciò, per tornare alla domanda che faceva all'inizio, no? e per riprendere sui pezzi che sono all'ordine del giorno, diciamo, della piattaforma con cui andiamo a Roma, sul tema della reversibilità, per concludere il ragionamento che aveva iniziato Daniele, adesso siamo di fronte ad dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto noi di denuncia eccetera, ad una presentazione di un emendamento. Cioè la legge esiste, dice le cose che diceva Daniele, cioè si persevera nella logica per cui il sistema contributivo, i nostri contributi non solo devono pagare le pensioni attuali, ma devono anche pagare tutto il pezzo dell'assistenza, in particolare relativo al sostegno al reddito per chi perde lavoro, l'ASPI, la mini ASPI, queste cose che sono intervenute di recente con il Jobs Act, che noi non siamo d'accordo. Dopo il nostro intervento è arrivato l'emendamento che dice appunto che la reversibilità e pezzi delle pensioni diciamo che volevano mettere in discussione non entrano nel riordino dell'intervento assistenziale, però come uscirà questa legge non si sa, perché tutto è affidato al Parlamento e sapendo come andrà la discussione, come abbiamo visto negli anni passati, insomma, no? A colpi di fiducia, poi all'ultimo momento qualcuno tira fuori, no, l'ennesima modifica, quindi per dire che il tavolo si deve aprire su tutti i fronti. B, siamo attenti su tutta la discussione e le varie modifiche che stanno intervenendo, che è una cosa complicatissima, nelle proposte di legge che si stanno discutendo in Parlamento, che non abbasseremo la guardia. Queste le persone che ci ascoltano, insomma non solo i nostri iscritti, ma quelli che ci ascoltano lo devono sapere. Noi continueremo a vigilare su questi temi, così come per esempio noi continuiamo a dire che bisogna che l'altro pezzo fondamentale che attiene al potere d'acquisto delle pensioni, cioè quello in particolare che riguarda il sistema fiscale, che ancora è diverso in Italia fra lavoratori dipendenti e pensionati, si deve uniformare. Questa è una promessa a proposito delle attese che ingenerano gli annunci, è una promessa che lo stesso Renzi aveva fatto con la finanziaria che abbiamo a disposizione e che non ha ottemperato, perché la no tax area l'ha fatta solo a metà. Non solo, ma io vorrei sottolineare che fino all'altro giorno, qualche giorno fa, diceva ma io interverrò con gli 80 euro sulle pensioni minime. Proprio questo. Ecco, ci ha fatto sulle dei proclami pensioni importanti, minime. Ci siamo andati avanti. Allora, oltre al fatto che noi giudichiamo quella promessa lì, insomma, va tutto bene, piuttosto che niente va sempre bene. No, ma è caduta là? Cioè, sarebbe andata bene se... Esatto, sì, sarebbe andata bene tenendo conto che appunto mentre gli 80 euro che ha dato di diminuzione, diciamo, della pressione fiscale sul lavoro vale per redditi fino ai 1.500 euro al mese, a noi c'è la proposta solo per le pensioni fino a 500 euro al mese. Cioè, ancora questa piccola particina qua mancava, una piccola particolare, quindi insomma ecco, noi, che è il secondo pezzo, cioè il secondo problema che noi poniamo a Renzi il 19 in piazza, no? Da un lato la reversibilità non si tocca, per le ragioni note, se volete la riprendiamo, dall'altra parte c'è appunto l'equità fiscale, perché questo è un tema che veramente grida vendetta in Italia, oltre al fatto che appunto noi vorremmo che si mettesse in mano per tutti al sistema fiscale italiano, che ormai non è più equo per nessuno, e quindi intervenire sul potere d'acquisto della previdenza più in generale, esatto. Insomma, no?
Terza voce, stavolta passiamo di qua, sì. Separazione della spesa previdenziale dalla spesa assistenziale. Leggiamo anche il messaggio che è arrivato. Salva banche, quante ce ne sono state? Se meritano di chiudere, che chiudano, è inutile tenere un'impresa che ruba e non sa stare in piedi. I pensionati, se falliscono, fanno fallire il sistema sociale italiano. E dopo di banche parleremo, perché sembra che qualcosa legato alle pensioni con le banche, sì, sembra esatto. non vogliono anche metterlo Esatto. nella app, ma ne parliamo dopo. Intanto vediamo se riusciamo a affrontare prima della pubblicità il discorso di questa separazione, spesa previdenziale e spesa assistenziale, cioè sì, che cosa vuol dire questo? Questa è una richiesta storica del movimento sindacale. Noi sappiamo che in Italia il sistema prevede e viene fatto in capo all'INPS l'erogazione di alcuni trattamenti cosiddetti sociali, che non sono trattamenti che derivano da contribuzione previdenziale, ma sono trattamenti che sono stati nel corso del tempo via via regolati diciamo da varie leggi. Adesso è un settore. Qual è il punto fondamentale? Che noi siamo riusciti nel corso del tempo a far iscrivere a bilancio dell'INPS le risorse che vengono assegnate alla parte previdenziale e le risorse che vengono assegnate alla parte assistenziale. Questo in realtà l'INPS lo può fare, lo fa nel bilancio dell'INPS. Quello che non va bene è che si continui a prendere le risorse della parte previdenziale per finanziare la parte assistenziale. Qui bisogna stare attenti, perché qui non sembri che i pensionati siano una sorta, diciamo, di egoisti che dicono no, noi buttiamo, diciamo, non ci interessa la parte assistenziale. Noi chiediamo che la parte assistenziale sia coperta dalla fiscalità generale, cioè perché è un impegno che lo Stato si è assunto per, che so, fare l'integrazione anche dei trattamenti al minimo, cioè integrarli con un trattamento sociale. È giusto, perché certo, noi abbiamo situazioni di persone che non arrivano al minimo per poter avere un trattamento pensionistico, e lo Stato gli integra quel trattamento fino a portarlo a un trattamento minimo. È giusto, ma non è giusto caricare queste risorse sul sistema previdenziale, perché vuol dire che trasporti i miei contributi, certo, che io verso nel corso della mia vita lavorativa, me li utilizzi per fare altre cose. Guardi che questo è un nodo centrale della discussione. Cioè, bisognerebbe far capire alle persone che in realtà il nostro sistema previdenziale, se lo scorporassimo di tutti gli oneri ai quali viene, diciamo, caricato, è un sistema previdenziale tra i più avanzati e sicuri al mondo, e viene riconosciuto anche dal Ministro recentemente, nei giorni scorsi, il Ministro in varie audizioni, il Ministro del Tesoro ha dichiarato che il sistema previdenziale italiano è un sistema tra i più sicuri. Dov'è che si rende poi problematica la cosa? Se tu utilizzi quei soldi là per fare altre operazioni. Che è quello che diceva la Rita sulla reversibilità. Se tu prendi i soldi del sistema previdenziale per dare risorse all'ASPI, al mini ASPI, che sono quei trattamenti integrativi a reddito quando perdi il lavoro, o come si sta discutendo di creare un reddito minimo, certo, eccetera. Diciamo che noi pensiamo, insomma, che il tema non è contestare la scelta di fare questa operazione, certo, qua. Il problema che noi diciamo è con quali soldi, perché se tu fai questa operazione con i soldi della previdenza, poi non vai in televisione e allarmi i pensionati per dire c'è un buco nella previdenza, perché uno dice una cosa non vera, perché se io utilizzassi tutti i soldi della previdenza oggi a dinamiche attuali, il sistema previdenziale potrebbe reggere molte decine d'anni ancora senza grandissimi problemi, tra l'altro dopo le novità introdotte nefaste della legge Fornero.
ancor di più il sistema previdenziale in quanto tale è solido, tant'è che noi diciamo che va modificato proprio perché c'è una grande operazione di trasporto dalla previdenza di risorse destinate dalla previdenza all'assistenza, che, ripeto, vanno ritrovate nell'ambito della fiscalità generale, che in parte già avviene perché lo Stato finanzia il sistema, ma non è che finanzia le pensioni, finanzia la parte assistenziale. Alla luce di questo, allora ancora di più diventa sconveniente il fatto di questo, con la riforma Fornero, aver portato la pensione sempre più in là nel tempo, fino a dei livelli che poi con l'aspettativa di vita saranno insostenibili e fuori dalle logiche europee, perché la Germania addirittura retrocede, cioè vanno in pensione prima e noi ancora più in là. Tutto fa intendere ci manderai in pensione a 70 e passa anni perché non hai neanche da mandarci in pensione. La Fornero è servita solo per fare cassa, perché non ha affrontato i nodi veri che il nostro sistema ha, che adesso non so se c'è la pubblicità. No, dopo li affrontiamo, infatti. I nodi veri non vengono affrontati dalla Fornero, è stata fatta solo per fare cassa in un momento di grandissima difficoltà, vero, che il nostro paese stava vivendo a fronte della crisi economica avvenuta a livello internazionale, ma i nodi sono ancora tutti lì sul tappeto. Purtroppo per noi. Allora, pubblicità, poi torniamo insieme.